A 60 anni non si è ancora anziani, per qualcuno magari le energie iniziano a diminuire, ma guai a usare la parola vecchio. Ebbene, a 40 anni il Mose, pur prezioso e necessario, potrebbe essere già sotto stress, obsoleto e poco utile per colpa del cambiamento climatico e del suo impatto. Lo evidenzia una ricerca coordinata dall'Università Ca' Foscari, pubblicata sulla rivista Regional Environmental Change, che dice: se il Mose venisse attivato con previsioni di marea a partire da 110 cm sul medio mare, potrebbero essere superati i 50 giorni consecutivi di chiusura della laguna nell'ultimo quarto di secolo. Un'attività molto intensa, ponendo un ipotetico tetto di 50 chiusure l'anno, oltre 10 volte il limite pianificato. Il Mose potrebbe risultare eccessivamente stressato già attorno al 2060 nello scenario peggiore, nel 2070 in quello migliore, e la grande infrastruttura marina non basterà più. Secondo i ricercatori servono quindi correttivi e soprattutto investimenti, il pompaggio di acqua marina nelle falde per contrastare la subsidenza, dighe di protezione come quelle in Olanda, la deviazione dei piccoli fiumi e canali che sfociano in laguna, lo spostamento del porto in mare aperto, l'implementazione del sistema fognario e altri ancora. La risposta per il breve medio periodo nello studio di Ca' Foscari sarebbe quella di ridurre le chiusure, ad esempio alzando la soglia oltre gli attuali 110 cm di marea, proteggendo in altro modo i punti della città che verrebbero sommersi. La risposta per il lungo periodo prevede invece di andare oltre il Mose. Gli autori mettono le mani avanti, non sono disponibili stime precise su costi di manutenzione e limiti operativi, si lavora per ipotesi, ma si continuerà a raccogliere i dati per aggiornare lo studio. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Oggi è giovedì 9 maggio 2024, la prima notizia del giorno riguarda il Mose che sta già invecchiando, un'opera che potrebbe diventare obsoleta già nel 2060, quindi tra 35 anni. Lo dimostra una ricerca di Ca' Foscari e ne parla il Corriere del Veneto con l'articolo di Silvia Madiotto. Con il climate change il Mose invecchia prima, nel 2060 l'opera sarà già sotto stress, acque alte, attività intensa, strategie da rivedere. Ma vediamo in breve la storia del Mose. Il cantiere è iniziato nel 2003, un sistema di dighe mobili che protegge Venezia dall'acqua alta è stato completato nel 2020, quindi 17 anni per realizzare questa infrastruttura. Secondo un'indagine coordinata da Ca' Foscari, il cambiamento climatico porterà acque alte più intense e frequenti, mettendo sotto stress il Mose già tra il 2060 e il 2070. L'aumento delle chiusure, non previsto dai primi studi, può avere conseguenze sull'ecosistema lagunare. Ca' Foscari pone anche un tema di sostenibilità della infrastruttura. La notizia anche sui quotidiani del gruppo NEM, in particolare La Nuova Venezia. Ripensare il Mose, lo studio di Ca' Foscari, evitare gli allagamenti, ripaga costi di gestione e problemi, ma con la crisi climatica in atto il sistema non reggerà a lungo, servono alternative per il futuro di Venezia. L'articolo è di Camilla Gargioni, giornalista che intervista anche il professor Carlo Giupponi, uno degli autori del paper, docente di economia applicata a Ca' Foscari, che parla di paratoie sotto stress. Dice vanno attivate meno di frequente. Il professor Giupponi propone quindi di portare la soglia dai 110 ai 130 centimetri, la soglia sopra la quale il Mose entra appunto in funzione. Ma noi proseguiamo la rassegna stampa di oggi con, come sempre, il tema legato ai temi legati alla politica regionale. Allora rimaniamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. In primo piano, a pagina 2, la politica regionale appunto, rimpasto post europee, Veneto, scontro in Fratelli d'Italia e derby Padova-Verona. Sono in corso le trattative per sostituire Donazzan, che è in lizza per Bruxelles. Elena Donazzan, assessora regionale alla quarta legislatura, ha sempre fatto parte delle giunte guidate da Luca Zaia, che sono già 3, ma era assessora già prima con Giancarlo Galan. Ora Donazzan, assessora al lavoro, all'istruzione e alle pari opportunità, è candidata
con Fratelli d'Italia e il suo partito alle elezioni europee, e allora in caso di elezione lascerebbe uno spazio vuoto nella giunta guidata da Luca Zaia. La corrente del ministro Urso propone Soranzo in sostituzione, consigliere regionale e coordinatore di Fratelli d'Italia a Padova, ma la segretaria regionale spinge invece Casali. Secondo De Carlo, coordinatore di Fratelli d'Italia in Veneto, il nostro partito ora farebbe meglio a concentrarsi sulla prossima tornata elettorale per rispettare gli equilibri di genere. Zaia, tra l'altro, dovrebbe individuare una donna al posto della donna Zan. Sono soltanto 3 attualmente le donne in giunta, nella giunta regionale del Veneto, e quindi a Zaia da Fratelli d'Italia potrebbe essere proposta anche Gardini, altra esponente padovana, mentre Casali è invece veronese. Insomma, uno scontro interno a Fratelli d'Italia in Veneto per chi dovrà prendere il posto, per decidere chi dovrà prendere il posto di Elena Donazzan in caso di elezione all'Europarlamento. Nel frattempo leggiamo che è stato definito l'ordine delle liste nella scheda delle europee. Forza Italia occupa il primo posto, sorteggio ieri in Corte d'Appello a Venezia per la circoscrizione nord-est, Fratelli d'Italia al 9° posto dopo il Partito Democratico, la Lega invece ultima. E a proposito di Lega, se c'è un dibattito, se ci sono delle tensioni all'interno al partito di Giorgia Meloni, anche lo stesso avviene in quello di Matteo Salvini, almeno in Veneto. L'asse leghista contro Vannacci unito sulla candidatura di Manera. L'articolo è di Laura Berlinghieri per i quotidiani del gruppo NEM, mentre del rimpasto che coinvolge Fratelli d'Italia si è occupato il giornalista Enrico Ferro. Ma torniamo alla Lega. Gli assessori veneti leghisti annunciano che voteranno per Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso, uomo di fiducia di Mario Conte, sindaco di Treviso appunto. Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, interviene a gamba tesa contro il generale Vannacci, che ha definito il deputato Zan anormale in quanto omosessuale. Vediamo alcune dichiarazioni. Caner, assessore regionale al turismo, leghista: qui ci sono tanti rappresentanti del nostro territorio, per Manera l'essere amministratore è un valore aggiunto. Il vice di Conte, quindi Manera appunto, ringrazia politici che conoscono il Veneto, con il trevigiano ho lavorato molto. E vediamo il capogruppo Villanova in Consiglio regionale della Lega su Vannacci: la politica non entri nel privato delle persone né dia giudizi su cosa è normale oppure no. Queste le parole rispetto allo scontro televisivo tra Alessandro Zan e il generale Vannacci, che in diretta lo ha definito appunto anormale. Questo per quanto riguarda la politica regionale. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che arriva da Venezia, da Vicenza, la troviamo sul Corriere del Veneto. Si tratta dell'adunata degli Alpini. Michela Nicolussi Moro e Mauro Della Valle firmano 2 articoli. E vediamo i titoli: ultime camere fino a 1.800 euro e in città arriva l'antiterrorismo. Vicenza, posti di polizia nelle piazze, vigili in arrivo da Verona, Schio e Padova. Sono attese 90.000 penne nere, le prime stanno arrivando anche a piedi con i muli. Il sindaco Possamai del Partito Democratico dichiara: la città è piena di tricolori in strada e alle finestre, il centro storico è un villaggio alpino. Dichiarazioni anche di Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega: sono sicuro che l'adunata di Vicenza del 12 maggio sarà il consueto grande successo. 140 milioni di euro è l'indotto calcolato per la 3 giorni di adunata degli Alpini, di scena dal 10 al 12 maggio, previste in tutto 400.000 presenze a Vicenza, una città di 110.000 abitanti. E naturalmente c'è anche chi protesta e si è sempre opposto all'adunata degli Alpini. Il fronte del no viene chiamato dal Corriere del Veneto: la protesta dei pacifisti, scuole chiuse e armi, basta retorica militare. Sotto accusa l'ufficio scolastico provinciale. Ma vediamo
qual è la polemica e soprattutto la vicenda. Oggi le scuole possono visitare l'accampamento allestito a Vicenza con armamenti ed equipaggiamenti in dotazione alle truppe militari. Le associazioni pacifiste si infuriano e parlano di un intreccio militare politico istituzionale, ma rivolgono comunque un messaggio di dialogo agli alpini. Infatti la lettera aperta delle associazioni pacifiste si chiude con la speranza che gli alpini volontari e gli alpini in pensione possano partecipare generosi alla preziosa raccolta fondi intrecci di pace, alla quale, sottolinea il giornalista Mauro Della Valle, hanno aderito fattivamente gli stessi organizzatori della Dunata per donare alle classi vicentine laboratori per l'educazione alla pace e al rispetto di ogni persona. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e il podcast torna come sempre domani mattina.